Buon pomeriggio signori, mi chiamo Batisio Nieddu e sono qui per presentare i sugheri della Sardegna con le sue lavorazioni. Allora, partiamo subito dalla pianta e i paesi che producono il sughero. La pianta è una quercia chiamata quercia da sughero e cresce in prevalenza, la quercia da sughero è questa allo stato originale. Quando poi i paesi produttori del sughero sono in Europa principalmente la Spagna, il Portogallo, la Francia e l'Italia, più la Corsica e la Sardegna, che la Sardegna poi in Italia è la regione che produce l'80% di tutta la produzione italiana. Partiamo un po', fare un po' la cronologia la cronistoria dell'estrazione del sughero. Il sughero viene estratto la prima volta quando la pianta ha intorno ai 23-26 anni e raggiunge una circonferenza di 60 cm a 1,20 m da terra. Quindi si fa la prima estrazione e si estrae il sughero vergine o sughero maschio. Dopodiché il fellogeno è la corteccia che riproduce, il fellogeno sarebbe questo qui, è la corteccia che riproduce il sughero. Il sughero che cresce nuovamente viene chiamato sughero femmina o sughero gentile e viene estratto a termine di legge non prima dei 9 anni. In molte zone della Sardegna si estrae anche a 13-14 anni perché ne acquista la qualità e acquista anche il valore commerciale. Allora, per estrarre si usa un'accetta proprio per il sughero, che è questa qui. Ha un manico che termina a cuneo perché serve a isolare il sughero dal fellogeno, quindi con una piccola leva viene staccato dal fellogeno. Qui abbiamo diversi estrattori del posto e ci sono gli esempi, appunto si incide il sughero facendo attenzione da non rovinare il fellogeno e poi con la punta da cuneo della scure si allarga lentamente. Quando poi la pianta è stata decorticata, in particolare se la pianta è giovane, viene incisa leggermente il fellogeno, che sarebbe in modo che la pianta, quella immagine lì, in modo che la pianta man mano che cresce non si rovini tanto il sughero con delle screpolature, ma bensì si allarga e quindi le planche di sughero rimangono più unite. Poi qui abbiamo una pianta già vecchia, diciamo, perché la quercia da sughero il suo ciclo vegetativo può arrivare dai 300 anche 400 anni, sarebbe quello lì. Quando si va in alto si va a estrarre anche sui rami grossi, lavorano in coppia 3 o 4 operai, in modo che per facilitare e faticare di meno, in modo che uno aiuta l'altro. Dopo un po' di tempo, dopo un anno, già il colore del fellogeno, ossia la corteccia che riproduce il sughero, cambia colore, diventa già sul marroncino scuro. Qui abbiamo dei sugheri appena estratti, e qui viene ammucchiato per fare la stagionatura, perché prima di essere bollito e lavorato il sughero va stagionato dai 6 mesi a un anno.
Qui abbiamo l'esempio di un'arnia, arnia per api, che da noi si usava invece delle cassette in legno, si usavano le arnie in sughero ed erano attraversate da due stecche in legno che permetteva di tenere su il favo delle api cariche di miele. E qui c'è l'arnia che viene tirato giù il miele, l'esempio che appunto l'arnia nostra era fatta in sughero, che sarebbe questa qui. Una volta stagionato il sughero viene bollito. Si va un'ora di bollitura e con la bollitura perde polverine rosse e il tannino. Il tannino è un colorante e non dovrebbe essere sui tappi, presenti sui tappi di imbottigliamento. A cosa poi serve il sughero? Da noi ci sono dei vassoi che sono questi qui, che servivano come portata per le carni oppure per mettere qualsiasi provvista. In questi sugheri un po' concavi veniva adagiata, non so, la carne oppure qualsiasi cosa, le patate, la frutta, addirittura si essiccava la frutta in estate, si spaccava la frutta, le pere spaccate a metà, venivano messe al sole, si essiccavano e si usavano proprio i sugheri per tenerli puliti e ordinati. Di forme ce ne sono tante, quindi arriviamo qui. Questo qui è uno specchio ricavato da un ramo di sughero, che è stato, da una pianta di sughero che tagliato il grosso ramo. La pianta tendeva a ricoprire la ferita e sono arrivato in tempo, ho estratto il sughero, visto che è rimasto il cerchio, gli ho fatto uno specchio. Mi può dare per favore? Lì c'è la forma di un maialetto, o di un maiale, non maialetto, un maiale, e così sono delle forme decorative e nient'altro. Qui abbiamo un portagioie che è fatto con delle striscettine di sughero maschio incollate e con la forma che gli dai serve per appunto come portagioie. Qui sono i coltellini che si usano per tirare le striscettine di sughero maschio e qui è il coltello per rifilare le plance dal pedone. In più abbiamo la voglio là, è urgente la cosa. Allora, in più qui abbiamo anche delle foto in sughero. Allora, questo è un tappo di damigiana decorato, di quelle damigiane grosse, che dentro sono queste damigiane grosse con l'imboccatura larga, sono pieni di fiori secchi, quindi è una decorazione per la damigiana. Questa è chiamata a barile e serve per mettere l'acqua in estate, quando si andava alla mittitura sul campi di grano mettevano l'acqua, oppure la può usare, oggi c'è gente che la usa per i vini e così via. Abbiamo uno sgabello per sedere davanti al caminetto, sempre fatto in sughero, e questi qui sono dei mestoli, assieme a questo qui, dei mestoli che si servivano ad accendere l'acqua delle sorgenti. Poi lì c'è una dedica da un carissimo amico con la scritta in sardo, e siccome era parte del direttivo ho dedicato una frase a lui che è sempre presente. Poi l'altro, ecco, qui la stessa cosa c'è. Vuole che andrà. Riprendiamo dopo, ma riprendiamo dopo. Dai, riprendiamo dopo. Sei contento? Ma sì, dai, va bene, io ringrazio lei signora che è stata così gentile da seguire
queste suggerimenti, spiegazioni. queste indicazioni per il sughero che deve essere divulgato e conosciuto da tutti. Ok, Grazie. mille, ciao! Ciao ciao.